Bassano del Grappa, città alpina, ha vissuto per il terzo anno consecutivo tutta l'intensità della tanto attesa cerimonia di consegna del cappello alpino a 153 allievi e allieve della Scuola Militare di Aosta, attraversando il Ponte Vecchio, il monumento nazionale emblema della storia della città ai piedi del Grappa, legata in maniera indissolubile proprio allo spirito di alpinità. Una cerimonia come sempre coinvolgente che ha visto la Piazza Libertà gremita di persone e genitori da tutta Italia che hanno voluto rendere onore ai nuovi alpini che hanno ricevuto dai Veci il tanto agognato cappello dopo settimane di duro addestramento. Un cappello che racchiude un significato molto profondo, come ha sottolineato la sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti. Che i ragazzi entrano nelle truppe alpine, essere alpini significa non solo servire la patria come fanno tutti i militari, ma significa davvero gettare il cuore oltre l'ostacolo sempre. Madrina dell'evento l'europarlamentare Elena Donazzan per il suo stretto legame con gli alpini e ciò che rappresentano. È stato veramente sconvolgente, non lo sapevo e le parole che sono state dette di una storia, di un'educazione, non solo di me, io cerco di viverle per come si deve rispettare quell'educazione, quella storia, quelle radici che abbiamo. Orgoglio e onore espressi anche dal generale Michele Risi, comandante delle truppe alpine. È un modo per riproporre, riconfermare delle promesse e anche sentirci ancora una volta orgogliosi di servire la patria, di servire il nostro paese. Un'integrazione reciproca tra l'Alpina Bassano e le giovani Penne Nere che per un'intera settimana hanno fatto rivivere l'ex caserma Montegrappa. Bassano e gli alpini sono un tutt'uno, una città che riesce a farsi contaminare costantemente dagli alpini grazie anche alla loro operatività quotidiana, perché ricordiamoci che noi amministratori grazie agli alpini possiamo dare anche risposte concrete in tanti ambiti, soprattutto nel sociale. Un modo di fare, un modo di condividere le cose tra l'amministrazione comunale, la città e i suoi alpini. È un binomio indissolubile da sempre, ma che si sta rafforzando sempre di più. E tutta l'emozione del presidente nazionale ANA Sebastiano Favero. Chi ha questo cappello si porta dietro una storia che è vera, vissuta dai nostri veci, oggi noi, ecco, e loro i giovani un domani. Una storia che è fatta, come ho detto, di amor di patria, di identità, di senso del dovere e del sacrificio, ma anche e soprattutto di condivisione e di solidarietà.